Allora, con Morgan Prebianca, neo segretario generale della FIOM Vicentina, maggioranza schiacciante per la sua elezione, quali sono i problemi più importanti da affrontare subito in questo suo mandato? Affronteremo subito nella contrattazione nelle aziende il problema di riunificare il mondo del lavoro, quindi recuperare la divisione che c'è stata fatta in questi anni tra precari e tempi indeterminati, e poi partiremo a discutere seriamente nei rinnovi dei contratti aziendali sulle condizioni di lavoro dei lavoratori. In questa nostra provincia sperimenteremo anche la discussione sull'orario di lavoro, quindi riduzione di orario di lavoro, ma partiremo sicuramente da quelle che sono le condizioni oggi dei lavoratori. Quindi se un'azienda ci pone che bisogna ragionare su fatturato e debit, noi risponderemo che prima si parte dalla fatica del lavoro, dalle condizioni dei lavoratori, e poi discuteremo degli obiettivi della contrattazione. Ecco, in questi ultimi giorni di maggio e inizio giugno, prima metà di giugno, ci sono degli appuntamenti importanti. Sì, il primo appuntamento che avremo, dopo aver iniziato le assemblee di posti di lavoro in preparazione dello sciopero del 14 giugno, avremo a livello provinciale un appuntamento importante che coinvolge tutta la regione, perché ci sarà l'attivo di FIM FIOM WILM in preparazione della grande manifestazione contro le politiche del governo che non mettono al centro il lavoratore e non ragionano sulle condizioni del lavoratore, e in preparazione anche del percorso del rinnovo del contratto nazionale.